Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici delle stelle in un nuovo appuntamento con le ultime novità del giorno e l'oroscopo di Radio.0, e quindi andiamo subito a scoprire di più, non ci perdiamo oltre, iniziamo dall'Ariete. La luna in Gemelli preannuncia entusiasmo e vivacità, contatti e nuove alleanze potrebbero felicemente sostenere progetti e iniziative. Vita sociale e lavorativa beneficiano di appoggi astrali favorevoli, così come le finanze un po' meno ballerine. Toro, i transiti in atto indicano una fase propizia per rinnovare l'arredamento, rendere più confortevole la casa, tempo di rinnovare anche le abitudini per voi. Elasticità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per avanzare verso i traguardi sperati. Gemelli, mettete all'angolo la malinconia e preparatevi a vivere grandi emozioni e sorprese. Facce e luoghi nuovi saranno un balsamo per l'umore. I nodi non si sciolgono su due piedi, ma una rinnovata fiducia può rivestire tutto di una luce diversa. Cancro, avete le antenne drizzate e pronte a captare sentimenti, pensieri e stati emotivi altrui, quasi per magia. Fatene buon uso per le vostre relazioni. Esigenza di interiorità che si esprime anche a livello fisico, date spazio al relax, a letture significative. Leone, disposizione d'animo gioiosa e leggera oggi, riscontri significativi in società, gli affari sono nel mirino di Urano e vanno gestiti con calma e mano sicura. Per qualcuno potrà esserci una lieta sorpresa, un amore torna dal passato per ridiventare un dolce presente. Vergine, la luna acuisce un po' troppo la sensibilità e anche la reattività, e comunque la giornata ideale per scrivere, leggere o semplicemente poltrire. Preoccupazioni professionali interferiscono sul legame di coppia, almeno per oggi lasciate fuori i problemi. Bilancia, mostrando con orgoglio le vostre qualità, tra cui diplomazia e flessibilità, non vi sarà difficile riscuotere la vostra sostanziosa fetta di successo. L'amore oggi non è una pena, ma una gioia del cuore da vivere con spensieratezza senza pensare al domani. Scorpione, curate maggiormente i rapporti interpersonali, cercando di essere più diplomatici possibile per non suscitare gelosie e rivalità inutili. Perfezionismo e capacità organizzativa troveranno soluzioni rapide a piccole difficoltà pratiche. Sagittario, la luna dall'altra parte del cielo vi suggerisce di guardare la realtà, non alla luce delle vostre sensazioni, ma con la massima lucida obiettività. Attingete a piene mani alla vostra riserva di ottimismo per superare un momento di impasse. Capricorno, nella carriera state in campana, qualcosa non gira nel solito modo, forse siete distratti, troppo svagati, una buona occasione per fare ordine. Nel tempo libero dedicate attenzioni a voi stessi, ultimamente avete trascurato un po' troppo le vostre esigenze. Acquario, mercoledì in ottimismo e allegria, nuove conoscenze e iniziative saranno entusiasmanti per voi. Negli affari danzate un minuetto con cambi repentini di passo. Serata interessante quella di oggi, simpatiche iniziative con gli amici, eventi culturali assolutamente da non perdere. E chiudiamo anche oggi con i pesci, disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni per voi. In società non indulgete al piacere di stupire gettando ombre sulla vostra immagine. Siete irrequieti, combattuti tra passioni che ritornano e il timore di dare un calcio alle sicurezze per qualcosa di vago. Ed è tutto quindi dalle stelle di Radio.0 anche per la giornata di oggi, per il nostro oroscopo del giorno. Ritorneremo domani con tutte le novità, ma intanto, aspettando l'appuntamento, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0